Grazie di essere qua. A tutti, specialmente a voi, per la vostra presenza e in particolare all'onorevole Scottati. Adesso gli battiamo le mani o prima? No, non serve. È talmente stanco che non... Che ormai se mi addormento mi battete le mani dopo per svegliarmi. Che ha dato la sua disponibilità oggi a essere qui con noi. Onorevole, le presento la nostra associazione. Chi padre è conosciuto? La conosce? Quelli che siamo venuti. Quelli che siamo venuti, certo, ma non tutte. Non tutte. Il Centro Italiano Femminile nasce nel 1947 e si articola come associazione a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Conta in Italia oltre 12.000, non so neanche se è aperto, ma ho la voce abbastanza squillante. Sì. Allora, conta in Italia oltre 12.000 iscritte, dunque non siamo un'associazione da poco. A Vittorio Veneto il CIF è presente dagli anni 60, a fondarlo e a presiederlo per prima è stata Gabriella Lollo Zanardo, grande donna che molte di noi socie storiche, perché qui ci sono persone onorevoli che sono oltre 30 anni che sono dentro nel CIF, hanno avuto modo di conoscere da vicino e che ci ha trasmesso l'amore per l'associazione ed anche grazie a lei se oggi il CIF di Vittorio Veneto è il gruppo più numeroso della provincia di Treviso, contando quasi 100 persone tra associate e simpatizzanti. Venendo all'incontro di oggi, ricordo come proprio lo scorso aprile, grazie al suo interessamento onorevole, abbiamo avuto il piacere e la possibilità di visitare il Parlamento europeo. Un'esperienza che ci ha arricchito tutte. Oggi voglio dare la possibilità anche a chi non ha avuto modo di conoscere da vicino questa istituzione, grazie al suo intervento, di capire chi è, che cosa fa il Parlamento europeo e quale significato ha. Anche perché noi cittadini italiani questa istituzione la conosciamo poco. La parola a lei, onorevole. Beh, mi scuso per qualche minuto di ritardo, ma sono fuori da stamattina alle 8:30 e sono arrivato adesso da Sacile e mi sono occupato da stamattina con 3-4 incontri che riguardano soprattutto la città di Vittorio Veneto, non tanto il Parlamento europeo, perché quando sono qua mi occupo anche di problematiche, do una mano al sindaco per continuità anche, come immaginate, certo, che lo stia facendo, e perché certe cose le ho nel cuore, quindi mi piace continuare a portare avanti e riuscire a trovare anche degli sviluppi per rilanciare un attimino di più un'attività soprattutto che coinvolge giovani e nuove tecnologie. Quindi arrivo da Sacile perché abbiamo mangiato un panino al volo, io il sindaco l'ho lasciato dall'altra parte e io ho dovuto correre qua di corsa. La ringraziamo. Ma ecco, grazie a voi. No, grazie a voi perché prima nel ringraziamento che mi ha invitato su, se qualcuno non mi avesse mandato su non avrei avuto questa opportunità, quindi coloro che mi hanno mandato su in Parlamento europeo sono coloro che mi hanno votato e in provincia di Treviso ho avuto il grande piacere di trovarmi 45.000 preferenze scritte, molte più di quelle che qualcuno aspettava, e quindi grazie a coloro che mi hanno mandato su e che posso creare queste opportunità anche per ringraziare tutti i cittadini che mi fanno conoscere questa nuova avventura e questa nuova realtà. Perché dico nuova avventura e nuova realtà? Perché quando ho fatto il sindaco sono arrivato dal nulla, perché non ero né iscritto a nessun partito politico né sindacale, ho sempre lavorato nel sociale come qualcuno mi conosce, in quel di Carpesica, e quindi non mi ero mai occupato, neanche mai immaginato di dover prendermi carico della città di Vittorio Veneto. Sono resistito, sì, ho durato 10 anni, 2 mandati, quello che è successo e quindi lasciamo là. Dopo, senza nulla chiedere, qualcuno ha deciso di candidarmi nelle liste di coloro che potevano salire.
grazie alla risposta dovuta ai cittadini, soprattutto alla grande parte della provincia di Treviso che mi ha riversato quei voti che vi dicevo prima, ho dovuto affrontare questa nuova avventura. È stata una nuova avventura, come ho detto quella volta che qualcuno che era venuto su, perché non è facile partire da Vittorio dopo 10 anni che vivevi i rioni, le vie, i cortili, le piazze, i posti, trovarti improvvisamente catapultato in quell'ambiente. Voi avete visto che ambienti ci sono lassù, è da perdersi, è bellissimi sì, ma trovarti da solo, scaraventato là, senza che nessuno ti abbia detto nulla e quant'altro, non è una cosa gradevole per il primo periodo. Il primo periodo è stato difficoltoso, ma non solo per me, ma anche gli altri miei colleghi che ci siamo trovati a calcare quegli spazi che ancora oggi sono complicati da capire. Come sapete, quando qualcuno mi dà l'opportunità di fare un lavoro, cerco di dare il massimo di me stesso, e quindi quello che do è quello che posso dare, e quindi lassù come presenza sono sempre presente, a parte questa settimana che ho avuto un problema familiare, quindi ho dovuto rimanere a casa, non sono andato a Strasburgo dove non c'erano grandi argomenti se non quello della nomina del nuovo Presidente del Parlamento e del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. Spiego. Il Presidente del Parlamento nel 2009 era stato nominato Buzek, come sapete. Questo durava in carico 2 anni e mezzo e dopo 2 anni e mezzo si cambia tutto. Viene eletto un altro Presidente, in questo caso hanno nominato Schulz, l'avete sentito anche per TV, con lui è l'uomo di sinistra, si è presentato con i suoi ideali e tutto quanto, nulla da dire, avete sentito la diatriba che c'era stato al suo tempo con Berlusconi e quant'altro, ma c'è una diatriba che era nata da ambedue le parti, perché se questo tedesco, che era un parlamentare europeo, si preoccupava di parlare al Parlamento europeo dei problemi italiani, dove molti altri suoi colleghi parlamentari si erano opposti dicendo se dobbiamo parlare di comportamenti delle nazioni che fanno parte dell'Italia, parliamo dei comportamenti europei, non di compartimenti stagni, guarda caso l'Italia. Era quella volta che si parlava della libertà di stampa. Se andiamo a vedere nelle varie nazioni europee, la libertà di stampa è molto meno applicabile in tante altre nazioni che in Italia. Comunque, chiuso l'argomento. Questa settimana hanno nominato il nuovo Presidente, che è Schulz, se lo sono giocato le due forze presenti in Parlamento, prima PPE, adesso l'SD. Lui è passato da noi, da tutti quanti, a presentarsi, a dire il suo pensiero, il suo credo e quant'altro. Nulla da dire, penso e spero, è una persona in gamba, è una persona che sa muoversi, è una persona che ha fatto politica nella vita, quindi spetta a lui adesso governare il nostro Parlamento. Mentre l'altro Presidente che è stato eletto, ma in questo caso durano 6 mesi, è una turnazione che avviene nominando nazioni ogni 6 mesi. Fino all'altra settimana c'era la Polonia che ha governato per 6 mesi. Adesso c'è la Danimarca per altri 6 mesi, dopo succederà Cipro e là sarà un problema un po' particolare. E magari lo spiegheremo dopo, se volete lo spiego anche subito. Cosa fa? Questo Presidente è il rappresentante del Consiglio dei Ministri, è il rappresentante di tutti i ministri delle varie nazioni che compongono l'Europa. Quindi quando si tratterà di parlare con la rappresentanza del Consiglio, che dopo vi spiegherò quando sarà il momento, si parlerà con quello designato in quel periodo. In questo periodo adesso, da questa settimana, c'è il rappresentante danese, che non so il nome, non c'era, e quindi... Cosa facciamo lassù? Lassù ci sono stati grossi cambiamenti dal 2009, dall'ultimo insediamento in cui anch'io sono stato catapultato lassù, fino al 2009 che decideva le sorti
europee era il Consiglio dei Ministri e la Commissione. Il Consiglio dei Ministri, avete capito, è l'insieme di tutti i ministri delle varie nazioni che a secondo dei ministeri discutono gli argomenti. La Commissione è formata da tecnici capitanati da un commissario che è un rappresentante politico che si spartiscono gli stati a turnazione. Nel caso della Commissione Agricoltura noi abbiamo il rumeno Ciolos che governa la Commissione, e dopo c'è il Parlamento. Quindi ci sono tre elementi quando parliamo di Europa che devono essere presi in considerazione. Purtroppo, lo diceva la signora prima, questi ambienti sembrano distanti dalle nazioni, soprattutto dai comuni e quant'altro, però non ci stiamo rendendo conto che le cose sono cambiate e ciò che verrà deciso a livello europeo cadrà a sua volta catapultato su tutti gli stati europei e che dovranno rispettare quello che dall'Europa ne esce. Morale, le decisioni vengono Le fatte. decisioni vengono fatte là. Per farvi un esempio, che di vecchia data, al 31 dicembre 2011 scadeva la convenzione, la tutela che era stata messa per la nuova legislazione delle galline ovaiole, perché 20 anni fa hanno deciso che le galline ovaiole che erano messe in batteria dove la gallina era là e basta, mangiava e faceva l'uovo, mangiava e faceva l'uomo, non era più idonea per la tutela degli animali. Quindi hanno chiesto di dare maggior spazio a queste galline, se metterle a terra meglio ancora, e hanno verificato che le uova di galline che riescono a muoversi o a razzolare, contrariamente a quello che era stato una volta che dal cortile o dall'aia siamo andati in batteria e sembrava che la cosa fosse migliore, invece hanno verificato che la qualità dell'uovo era molto migliore quella che magari qualche rischio di salmonella, ma che la salmonella rimane anche in tutti gli altri, comunque non voglio entrare nel tecnico. E quindi avevano dato spazio 20 anni per adeguarsi a questa nuova normativa, dove dovevano dire le galline le vogliamo con uno spazio idoneo, il benessere delle galline e quant'altro. Questo scadeva il 31 dicembre 2011. Dal 1 gennaio 2012 cosa succede? Che tutte quelle uova che ogni giorno vengono prodotte, se non sono a normativa, sono illegali. Sarebbero da buttare, magari tirarli addosso ai politici che stanno lavorando male. Ma il problema è che non tutti gli stati si sono adeguati. 20 anni di tempo, non 2 giorni, 2 mesi, 2 anni e quant'altro. Succede che l'Italia, vi parlo dell'Italia, ma potrei parlare anche di altre nazioni, l'Italia attualmente è fuori con 55 milioni di galline illegali. Quindi ogni giorno noi avremo 55 milioni di uova fuori legge. C'era stato un tentativo da parte di qualcuno di dire no, non possiamo, dobbiamo andare in deroga o quant'altro. Nessuno del Parlamento era disponibile a dare una deroga o a creare un qualcosa per aiutare questa situazione, perché tutti chiaramente dicono se ci sono 20 anni per adeguarsi non puoi alla scadenza dei 20 anni dire no, allora tanto vale non fare più nessuna legge, non deve fare nessuna legge. C'è stato un commissario di una commissione che chiaramente ascoltando le parti produttive dei vari stati che chiaramente si lamentavano e chiedevano qualche deroga particolare per poter continuare hanno chiuso dicendo benissimo, se ogni Stato ha delle galline fuori norma si arrangi lo Stato, che un uovo non esca dallo Stato in cui c'è. Quindi noi abbiamo 55 milioni di uova, adesso che ce le dobbiamo governare, mangiare, gestire, le troveranno in qualche modo, non è un problema, però
sta sì che adesso partiranno sanzioni enormi, partirà dei blocchi. Uova che ieri mangiavamo, che ieri ci commercializzavano tranquillamente e quant'altro, ma non è corretto. Se c'è una legge che viene calata, quella legge deve essere rispettata. Anche l'Inghilterra, che pensava di essere a posto, si è ritrovata all'ultimo minuto che ne aveva un sacco anche lei fuori norma e quant'altro, e quindi è nato. Ecco, queste sono le cose che nelle discussioni negli anni si producono, normative che vanno a coinvolgere tutto il sistema europeo, tutti i paesi del sistema europeo, e non solo, perché dopo ci sono gli aspetti commerciali con i paesi terzi, dove là ci sono i giochi più importanti e quelli più pericolosi. Bene, elenco 1, c'era un rapporto del Marocco che voleva riuscire a importare in Europa pomodoro, è stato bloccato perché l'Europa è anche lei una produttrice di pomodori. Abbiamo appena fatto un sopralluogo 5-6 mesi fa alle Gran Canarie, dove là c'è una produzione enorme di pomodori e le Gran Canarie fanno parte dell'Europa, dove erano preoccupatissimi perché tutta la loro ricerca che stanno portando avanti, la tutela della produzione e quant'altro, con rispetto degli animali che devono andare per non usare prodotti chimici, per non, tutto il sistema europeo è abbastanza complicato per la produzione. Dopo che qualcuno mi dica guarda ci sono quelle schifezze, sì, le abbiamo tutti i giorni le schifezze, c'è sempre gente che non rispetta determinate regole, che cerca di fare i furbi, ma purtroppo questo è un sistema che si ferma soltanto con una repressione forte e quando ci si accorge. Comunque abbiamo bloccato l'importazione col Marocco per tutelare quella produzione che esisteva in comunità europea e per non mettere in crisi i produttori rapporti commerciali, scambi commerciali li si fanno con l'America, con tutti i paesi terzi, soprattutto africani. C'è un riversamento di grandi risorse per aiuti a questi paesi. Per dirvi cifre, 750 milioni che potrebbero essere trasferiti dalla comunità europea su progetti specifici di recupero e quant'altro alla Costa d'Avorio o altre nazioni africane che ne hanno bisogno, tutti mirati però a delle condizioni scritte su cui questi soldi dovrebbero andare ad essere impiegati. E su tutti questa miriade di indicazioni, ognuno di noi si impegna su un determinato settore, perché più di uno ne segue uno in maniera approfondita, segue gli altri in maniera che dopo dovresti trovarti a votare in Parlamento, ma il voto in Parlamento vi spiegherò come verrà fatto dopo in seguito. E potrei iniziare adesso. Come sapete io faccio parte della Commissione Agricoltura, l'ho scelta perché qualcuno all'epoca mi ha detto meglio che tu vada là perché così almeno avremo il rapporto diretto rapporto diretto soprattutto, che è importantissimo, uno in Europa, uno in Italia, uno in regione, cioè avere questo collegamento, questa catena ci deve essere, anche se non c'è l'affinità politica, ma ugualmente per il bene d'Italia e per il bene degli italiani, anche se c'è una trasversalità e diversità politica, noi siamo là mandati su da voi per il bene Italia e quindi dobbiamo fare il massimo. Non voglio farvi il nome di un partito politico che invece manda su della gente, dove, non tutti per fortuna, ma interviene in Parlamento perché abbiamo alcuni minuti che possiamo scegliere ognuno di noi per decidere di lanciare in Parlamento quello che vogliamo, che ogni volta che prende la parola dice Comunità Europea penalizza il Veneto per questo motivo, penalizza la Lombardia per questo motivo, c'è l'acqua inquinata nelle falde delle cave, ci sono i produttori del prosecco che stanno facendo morire la gente con l'irrorazione dei prodotti chimici. Ma scusa, ma se tu italiano vieni su per dire queste cose, tanto vale che stai a casa, perché non vieni su per fare il bene, io l'ho detto anche personalmente l'altro giorno. Allora, se tu vieni su e insieme ci mettiamo
per cercare di creare delle normative a tutela della salute dei cittadini, se è vero che la tua idea è così. Cerchiamo insieme di trovare economia e modo per risolvere il problema, non per penalizzarlo. È troppo facile andare sempre a sparare sul morto se è morto, ma è più difficile sparare a un vivo per renderlo morto, dico io, e quindi c'è una scelta da fare. E la scelta è per il bene europeo, per il bene Italia e per il bene anche dell'Europa, perché alcuni problemi che ci sono in Italia possono essere anche in altri paesi, nei paesi terzi ad esempio. Nei paesi terzi il modo di produrre alimenti è completamente lontano da come lo stiamo producendo noi, che anche noi italiani possiamo fare i furbi in certe situazioni e quindi approfittare di certe situazioni che conoscete bene anche voi, che avete visto nei vari filmati, il maltrattamento animale, l'uso scorretto di creare alimenti o bevande e quant'altro. I furbi ci sono sempre, però ci sono le normative da seguire, almeno quelle danno un certo corretto, ma soprattutto con un aspetto più all'evidenza della salute dei cittadini prima e dopo anche nella produzione. L'Europa, possiamo dire, è all'avanguardia sulle procedure, che dopo vengano rispettate, oppure no, questa è un'altra cosa che è da vedere. In Commissione Agricoltura, dove si sta lavorando, in questo istante abbiamo da prendere e iniziare il lavoro di ciò che ci è arrivato dalla Commissione. Allora, una legge parte dal 2010 col patto di Lisbona, ecco perché io ho detto che prima decideva sempre il Consiglio dei Ministri e adesso non è più il Consiglio dei Ministri che decide in maniera unanime, ma dal 2010 col patto di Lisbona, che è entrato in funzione, il Parlamento europeo è co-decisore insieme al Consiglio dei Ministri. O una legge passa a maggioranza e a decisione sia dal Consiglio dei Ministri sia dal Parlamento, allora passa. Se la cosa non c'è, non si ferma, si blocca, si ridiscute, si rivede. E questa la stiamo sperimentando proprio in questo periodo, perché è iniziata nel 2010, quindi non è tanto che abbiamo applicato questa nuova formula di doppia garanzia, perché un ministro potrebbe essere anche pazzo, ma 20 o 30 parlamentari eletti dal popolo, difficile che tutti i 20 siano pazzi. Quindi c'è una possibilità maggiore di una democrazia in una decisione della gente votata dai cittadini e dai rappresentanti degli stati messi dalla politica, che lo sappiamo che è quello. E quindi adesso il 50% di potere ce l'ha il Parlamento, il 50% di potere ce l'ha il Consiglio dei Ministri. Come facciamo a vedere il risultato? Una legge parte, viene stabilito un tema, passa nelle varie commissioni che vengono coinvolte, la commissione, che normalmente è formata da 35, 40, 50 deputati rappresentanti di vari stati in quella commissione, se la prendono in mano, qualcuno se la prende come relazione, altri fanno i relatori di accompagnamento, si comincia a leggerla, a discuterla, a scriverla, a emendarla, perché dopo tutti mettono di più, di meno, quello che democrazia è accettare tutti quanti gli indirizzi, si confeziona insieme e si porta al voto in commissione. Se quello scritto, diciamo, passa a maggioranza, bene, passa in Consiglio e in Parlamento. Però dove abbiamo avuto la maggioranza di 40 deputati, quando passa in Consiglio e in Parlamento, che votano questa legge non sono più 40,
ma sono 735, quanti sono, non so, i parlamentari, secondo la loro presenza. Normalmente, se non ci sono problemi particolari, il voto passa anche in Parlamento. Perché? Perché i responsabili dei vari Stati che hanno seguito il lavoro e che hanno partecipato a realizzare il lavoro votato in commissione e dopo portato in Parlamento sono coloro che organizzano le schede voto. Cosa significa organizzare le schede voto? Significa scrivere: questo argomento vota più, questo argomento vota meno. Quando noi votiamo molte cose in Parlamento, il più delle volte votiamo perché abbiamo la lista voto. Non possiamo sapere tutto ciò che votiamo. Questo nasce dai gruppi politici presenti, dalle organizzazioni che ne nascono e dalle indicazioni di coloro che specificatamente danno l'indicazione di voto, e quindi normalmente se passa in commissione passa anche in Parlamento. Molte volte invece è stata ritirata. Una volta che passa in Parlamento, noi consegniamo questo documento che è passato in Parlamento alla commissione tecnica. La commissione ha il compito di recepire le indicazioni di questo argomento, trasformarle e analizzarle maggiormente e approfondirle, scriverle con più dettagli anche molto più precisi, e dopo ce la rimandano in Parlamento per capire se quello che loro hanno trasformato va bene, era sull'indicazione che noi gli abbiamo mandato. Da esperienza di questi 2 anni, quando ci ritorna dalla commissione normalmente è tutta un'altra cosa. E vi spiego subito perché. Perché fino adesso a decidere è stata la commissione. Era la commissione che scriveva e il Consiglio dei Ministri approvava, magari con funzionari, neanche con ministri presenti, quindi la legge che veniva fatta in Europa era fatta dai funzionari. Il Parlamento, adesso che ha acquisito questo valore del 50%, ha detto no, basta, stop, chiuso, siamo qua perché ci hanno mandato i cittadini, noi vogliamo rispondere a ciò che i cittadini ci chiedono di fare per le proprie nazioni. E allora la grande battaglia che c'è e che nasce e che la stiamo vivendo in questi giorni e in questi mesi su alcuni argomenti, uno tra i quali anche quello che avevo relazionato io, che erano i prodotti di qualità. I prodotti di qualità significano tutti i prodotti che l'Italia produce, è una nazione che produce più prodotti di tutti gli altri stati, DOP, IGP, denominazioni protette e quant'altro, tutte quelle etichette che vedete su prodotti di qualità, che volevano eliminare per fare un marchio comune. Questa era l'indicazione di quando abbiamo preso la relazione. Alla fine la relazione è uscita che i marchi rimangono, il nuovo marchio non lo vogliamo, e abbiamo messo dentro altre indicazioni di interesse per tutelare maggiormente sia la qualità del prodotto ma sia anche la sua trasformazione e anche controllo di tutto il procedimento che avviene dal produttore fino al consumatore. Che dopo anche là ci sia, ieri sera ho sentito la tutela da parte di tanti che c'è gente che fa i furbi, chiaramente i furbi quelli non esistono nel ragionamento normale, ma esisterebbero soltanto nella punizione esemplare che bisognerebbe dare a chi soprattutto altera i prodotti che dopo noi dovremo mangiare, e sono più delinquenti dei delinquenti. Allora, quando ritorna dalla commissione, noi dobbiamo riprenderla in mano, emendare tutto ciò che non siamo d'accordo, tentare di riportare quello che era la nostra idea, oppure, si chiama trilogo, oppure alla fine dei conti ci dobbiamo trovare il rappresentante del Parlamento relatore, il rappresentante della commissione tecnica e il rappresentante del Consiglio dei Ministri, in questo caso sarà il danese. Queste 3 persone, attorniate da tutti i loro addetti, il nostro sarà attorniato dai relatori ombra,
la commissione, i rappresentanti della commissione da tutti i tecnici, il consiglio da tutti. Là dobbiamo discutere. I ministri accettano questa proposta? No, allora noi non accettiamo questa. Troviamo una soluzione per arrivare a chiudere l'argomento? Sì, bene, oppure no, non si vota. Non si va avanti e si discute fin tanto che non si trova una linea di interesse comune. Potrei dire che molte volte si fa il gioco io ti do piuttosto che non arrivare e tu mi dai, ma sempre nella logica della convenienza e anche di un rispetto, non stravolgendo più di tanto. A febbraio voteremo per la prima volta una relazione che è partita dopo quella mia del pacchetto qualità, perché la mia è ancora ferma nel trilogo, perché non riusciamo a stabilire l'incontro, quella del pacchetto latte viene chiamata, famose quote latte che avete sentito e quant'altro. Anche là hanno fatto parecchio litigio nel trovare l'accordo, hanno dovuto accettare la normativa che prevedeva l'eliminazione delle quote latte, però in alternativa alle quote latte dovevano trovare una linea legislativa che creava un rispetto del produttore al trasformatore e alla quantità di latte da produrre e da non avere in più né in meno, perché dopo i problemi sono questi. E quindi hanno trovato l'accordo e a febbraio, metà febbraio, dovrebbe arrivare in Parlamento come ultima fase. Se passa il voto del Parlamento diventa legge normativa che riguarda il pacchetto latte, che riguarderebbe, in poche parole, per darvi un'informazione così veloce al volo, non esistono più quote latte, parlo del Parlamento, abbiamo obbligato i produttori a costituirsi in associazioni o cooperative o gruppi e prima di iniziare a vendere il loro prodotto latte al trasformatore devono trovare l'accordo annuale o biannuale di quanto il trasformatore gli pagherà il latte, per non avere alti e bassi, per non avere sempre il prezzo che ha variazioni. Allora è stato deciso che questi accordi tra le parti della filiera devono essere fatti prima dell'inizio della consegna o della produzione. Speriamo che tutto funzioni. Speriamo che tutto funzioni, perché dopo c'è il mercato che trasferisce latte a destra e a sinistra e manca, e quindi non si sa come andrà a finire. Quindi questa è la prima, diciamo, cambiamento legislativo che è avvenuto dal 2009, quando abbiamo iniziato, al proseguo. Nel frattempo cadono quelle nate prima, ad esempio una che abbiamo votato in Parlamento, era meno impegnativa questa, ma che abbiamo votato in Parlamento e quasi a maggioranza ne è uscita, è stata le disposizioni in materia di pagamenti su lavori che vengono eseguiti, tipo, non so, scusate, scusate, ma non avevo dimenticato di... noi qua in Italia eravamo i peggiori a livello di pagamenti, 30, 40, 60, 180 giorni, aspettiamo anni prima che il governo ci mandi i conti che dovremo incassare per pagare le ditte che nel frattempo che aspettano falliscono perché non hanno i soldi del lavoro svolto e quant'altro. Questa è la crisi, ma questo è quello che ha creato anche la crisi. Allora è stato stabilito che fra un anno, perché un anno è già passato da quando l'abbiamo votato, in questo caso hanno messo a disposizione 2 anni per l'adeguamento, alla scadenza del secondo anno tutte le fatture devono essere pagate dopo 30 giorni dell'esecuzione del lavoro. Non ci saranno più 60, 120, 180, pena una penale che verrà raddoppiata ogni volta che questo non succederà.
penso che non so come comuni, regioni, Stato in primis, ma anche privatis faranno questa situazione, ma mi sembra corretto che se uno lavora, investe materiale che prende da un altro e che dopo 30 giorni dalla consegna del lavoro almeno abbia i soldi per pagare i suoi debitori e per prendere il suo, una cosa, se è così la cosa può funzionare. Se è come lo era fino adesso, nella virtualità dei movimenti di soldi andremo anche a quella virtualità della crisi che ci sta colpendo in questo istante, perché mancano i soldi e mancano tutto e vogliono il controllo di tutto, su di tutto e quant'altro. Non so come andrà a finire. Sono arrivato al trilogo e quindi vi ho spiegato che se nel trilogo la decisione esce unanime dai 3 elementi, passa in Parlamento, viene votata e sarà applicabile, altrimenti si cancella tutto e si ritorna in partito. Quindi c'è maggior democrazia nelle scelte legislative, ci saranno tempi un po' più lunghi nella eseguibilità delle idee e quant'altro. Altra cosa che facciamo nelle commissioni ma anche nel lavoro quotidiano è quello di creare degli indirizzi comportamentali o ambientali o quant'altro, dove da queste linee che dopo verranno votate con impegni minori vengono finanziate dalla comunità europea, i finanziamenti vengono trasferiti alle regioni e agli stati e le regioni e gli stati che percepiscono i contributi europei, con l'indirizzo di come usarli, chi vuole attinge a questi fondi. Dalla comunità europea è difficilmente, io arrivo, molti mi dicono ma porta giù soldi, non è possibile portare giù soldi, bisogna creare indirizzi su cui dopo andare a attingere in regione sui finanziamenti che verranno per usufruire dei beni della comunità europea, che non sono altro che soldi che ogni Stato consegna alla comunità e che dopo vengono redistribuiti in maniera equilibrata sul sistema Europa e su tutto il sistema che coinvolge l'Europa. È un lavoro ben complesso. È un lavoro complesso, è un lavoro interessante, è un lavoro che ti porta ad avere i massimi livelli di incontro, perché coloro che abbiamo chiamati lobbisti, ecco, sono i vertici delle varie associazioni, perché lassù ci sono tutti, c'è dalle associazioni di categoria al vertice della Ferrero, per dirvene uno, alle grosse aziende, sono tutti quanti là, che pronti a intervenire, a chiedere, a fare, a dare gli indirizzi, perché anche noi abbiamo bisogno di avere molti indirizzi, perché uno non è che nasca parlamentare europeo specificatamente tecnico nel settore agricoltura, io non lo ero e quindi ho tutti i miei rapporti con le associazioni di categoria, con quant'altro che mi danno indirizzi, con la regione, con lo Stato, con il sistema Italia, che ci indirizzano su come fare gli emendamenti, su dove andare a cercare di centrare l'obiettivo e a difendere quello che è il nostro patrimonio, anziché quello nordico, perché la diversità di pensiero, di usanze e di quant'altro è proprio mediterraneo nord. E quindi noi stiamo facendo grossa squadra con tutta la parte mediterranea, Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia. Il clima, la natura è quella che determina le fasce mediterranee, è quella che determina anche la qualità dei prodotti, è quella che determinerà la giustizia sul prodotto che verrà realizzato. Importante, importantissimo è cercare di rispettare il terreno su cui ognuno produce per avere dei risultati a lunga scadenza, sì, degli obiettivi di tutela per poter continuare a utilizzare questo bene che
non siamo noi a farlo, ma è la natura stessa che ce lo offre e noi ne usufruiamo soltanto. Sono domande? Mi fermo qua, potrei continuare a parlare ancora, ma siccome mi conoscevate come Silvia parlava poco, allora non vorrei cambiare il regime. No, ma ci va bene. C'è qualche domanda? Qualche curiosità? Prego. Volevo domandare all'onorevole, visto che in Italia noi non produciamo con gli OGM, però importiamo diversi alimenti negli discount, che sono delle altre nazioni, come possiamo sapere noi se quello che consumiamo È prodotto o meno correttamente? Lei ha toccato un punto delicatissimo. Stiamo facendo una lotta, ma una lotta non solo alla Commissione Agricoltura, perché su questo argomento è coinvolta soprattutto la Commissione Ambiente e altre commissioni, perché ci sono delle cose trasversali che devono passare in diverse... Ma l'etichetta, cioè la tutela del consumatore, che dovrebbe imparare a leggere l'etichetta e a conoscere ciò che sta mangiando, è una corsa Che pochi le guardano. è un'attenzione su cui non c'è una maggioranza che dice mettiamo tutto in modo che conoscano tutto, perché come dicevo dopo ci sono quelle famose catene importanti lobbiste che ti creano i movimenti e quindi non arrivi al voto, oppure cerchi di eliminare. Noi abbiamo eliminato ad esempio, e siamo riusciti ad avere una maggioranza, perché la parte del nord Europa, che ha una visione dell'alimento cibo molto diversa dalla dieta mediterranea, vorrebbe utilizzare soprattutto e vedere nelle etichette tutte le valenze dietetiche, sali, non sali, questo e quant'altro, e addirittura volevano inserire un semaforo, la figura di un semaforo, dove se all'interno di quella confezione c'erano grassi o sali o quant'altro, il semaforo era rosso. Era verde solo se dieticamente, adesso non chiedetemi più di tanti particolari perché non sono... Sì, quello che c'è scritto anche sulla Coca-Cola, quelle righette di quadrettini che uno dice non ci sono zuccheri, questo, calorie e quant'altro. E là volevano fare questa immediata percezione del rischio di presenza di grassi, zuccheri e quant'altro. Significava che se passava questo semaforo come emblema e simbolo nelle varie etichette, noi italiani con tutti i nostri grandi prodotti di qualità avremmo avuto tutti i semafori rossi. Forse l'unico che aveva il semaforo verde era il radicchio di Treviso, che è rosso. Però immaginate dopo, nei grossi centri commerciali dove viene venduto questo prodotto, soprattutto la parte giovane che non è abituata a conoscere determinati alimenti. Non sto mica morendo io perché mangio salame o formaggio perché mi piace da morire, o bevo anche qualche bicchiere di vino e quant'altro che potrebbe essere tutto a rischio. Dobbiamo andare verso quel versante che basta mangiare una pillola creata in laboratorio per essere sicuri di quello che assorbiamo. E qua c'è la filosofia di pensiero nordico mediterraneo, e su questo c'è la lotta a chi vuole inserire tutto, gli ingredienti, dove vengono prodotti, qual è stato il percorso, ad esempio non so il vitellino dove nasce, quanti sono nati, chi l'ha trasformato, chi l'ha ammazzato, chi l'ha trasformato, e su questo cade anche il discorso degli OGM. Però gli OGM in Italia e in Europa non sono stati concessi, è ancora in itinere non vorrei sbagliarmi, comunque era stato dato mandato agli Stati membri la decisione di utilizzare o no sementi OGM per un determinato tipo di graniglie.
È chiaro che sarebbe ideale dire ok, io sto mangiando questa farina che è stata prodotta con prodotto OGM. La soia che mi arriva dall'America, quella sicuramente è stata prodotta con OGM e noi ce la mangiamo qua. Ma peggio ancora è per quegli animali clonati e i discendenti di quegli animali clonati, che se li mettiamo sul mercato vorremmo sapere che arriva da quel sistema e quindi qua è un grande impegno, una grande lotta su cui ci stiamo battendo per avere il giusto sapere di quello che sarà la derivazione del prodotto che andiamo a mangiare. Grazie. Ecco perché noi italiani stiamo cercando di spingere soprattutto alla produzione di prodotti di qualità e soprattutto al consumo in una cerchia ristretta. Non vorrei usare il termine chilometri zero perché è stato coniato da una sigla sindacale, ma è se noi riuscissimo a mangiare, se io riesco a mangiare quello che magari la signora che ha un'azienda agricola e so che mi dà pomodori, cicorie e quant'altro e che li sta allevando in quel modo e che li sta producendo in quel modo, io intanto sono sicuro di quello che mangio, perché conosco la persona direttamente. Se vado a comprare non so chi l'ha fatto. Allora, per dirvi una cosa, vi ricordate il problema dell'E. coli, quella dei zucchetti, dei cetrioli? È scoppiato questo caso, sembrava che la colpa fosse degli allevatori spagnoli che facevano questi cetrioli, nessuno più ha preso cetrioli, la colpa non era di quei cetrioli, l'hanno piano piano avvicinata al punto che è successo il caso, hanno dato colpa prima ai semi germogli di soia di un'azienda, l'avranno distrutto, si saranno messi d'accordo, hanno dato qua, non se ne è più sentito parlare. Il sottoscritto, proprio un mese e mezzo fa, ha fatto un'interrogazione personale alla Commissione chiedendo: ma scusate, non ho più sentito nessun risultato, vorrei capire se è stata trovata la fonte, se si sta ricercando ancora la causa di questo male e quant'altro. Mi hanno risposto, stiamo lavorando. Normalmente la risposta della Commissione, che è sempre tecnica, è abbastanza stiamo lavorando. Guarda caso, la città dove si trova. Se fosse successo in Italia, pagava l'Italia. Invece l'Italia, come la Spagna, ha dovuto soccombere a buttare via cetrioli perché non sono più stati mangiati e quant'altro. Il percorso di un cetriolo, ma se la malattia partiva dai campi spagnoli, vuoi che un contadino là non avesse mangiato un cetriolo strada facendo, come lo fanno tutti, e da là nessuno è morto e nel percorso nessuno è morto, sono morti quando hanno mangiato i cetrioli là. Potrebbe anche essere soltanto l'acqua che usciva dal rubinetto, potrebbe essere nata da un ristorante che magari non aveva tutte le caratteristiche sanitarie a norma e quant'altro, potrebbe essere qualche altro caso ristretto o qualche altra cosa che però ancora nessuno sa da dove è, cioè noi non sappiamo. E la cosa penso che rimarrà abbastanza segreta e sarà difficile a scoprire da dove arriverà. Ma io il primo input l'ho fatto, farò anche il secondo e farò anche il terzo. Anche perché visto che arriva la legge lo sa solo. Certo. C'è qualche domanda? Il problema è che non si sa, perlomeno io non ne ho informazioni, se l'OGM fa male e cosa fa le clonazioni, per dire. E allora non è giusto sapere prima per fare una politica, non so, del tipo demoliamo tutto e sappiamo perlomeno se va bene, se va male. No, questa è una cosa che non so neanch'io e che ho detto anch'io. Allora io ho avuto l'incontro, perché in più ad essere nelle commissioni, normalmente quando arriva un argomento i lobbisti ti vengono a trovare singolarmente e cercano di convincerti. Addirittura avete sentito lo scandalo che qualcuno chiedeva in cambio della convinzione soldi da ricevere e li hanno eliminati in
Parlamento europeo sono stati cacciati, eliminati subito. Non solo tanto i lobbisti, ma anche i parlamentari che hanno ceduto a questi incassi. La cosa l'abbiamo detto in tanti. Io ho incontrato quelli che producono l'OGM, soprattutto quelli che producevano l'OGM per il grano turco, perché è là dove viene usato maggiormente in questi stati. E loro mi hanno spiegato la loro versione. Ma se uno mi spiega, mi dice io ho fatto questo, questo, questo e questo, ti garantisco questo, questo e questo, sembra una cosa eccezionale, hai un risparmio di acqua, elimini quelle tossine che normalmente ci sono nel grano e che nessuno è mai morto ma continui a mangiarle, però le elimini col discorso dell'OGM. Ti sto organizzando così perché non sono un chimico, però io so quella versione, non so la versione, nessuno mi ha detto la versione, se io mangio grano OGM cosa mi succede. E qui i lobbisti non sono mai arrivati. Difatti quando prima quando ho detto della carne clonata, quella sta passando, era arrivato in Parlamento la richiesta di poter produrre animali da animali clonati e noi l'abbiamo bloccata subito dicendo noi non vogliamo vedere carne di animali clonati che gira per l'Europa se non marchiata con tanto di... No, di dove arriva soprattutto. Una cosa, questa è una cosa personale ma che mi è arrivata perché mi trovo là. Sono stato avvicinato da una persona italiana, parla caso anche della nostra zona, la quale mi dice io sto lavorando da anni con un'equipe di studiosi delle varie università qua nostre su un argomento particolare. Abbiamo già a livello scientifico fatto un dossier così, un libro così, l'hanno già anche, si sono autofinanziati, l'hanno confezionato, però non riusciamo né a pubblicarlo né a divulgarlo. Non abbiamo nessuno che ci fa da contropartita, ma nessuno vuole neanche capire cosa abbiamo scritto. Cos'è in particolare quello che loro hanno fatto? Sono riusciti a trovare un sondaggio che parte dal 1700 da testi ungheresi, dove in Ungheria in un determinato giorno dell'anno, sempre lo stesso, hanno misurato dal 1700 ai giorni nostri il germoglio di una vite in quel giorno specifico, un germoglio, e quindi hanno segnato ogni anno la lunghezza di questo germoglio disegnandolo, fotografando. Chiaramente se la stagione è bella il germoglio è più lungo, se la stagione è più stretto, e quindi sono riusciti a determinare un grafico dove hanno visto un andamento quasi ripetitivo. E noi non possiamo nella nostra vita di una persona stabilire e vedere quello che la natura, come la natura si evolve, forse neanche in 2 vite, forse neanche in 3, però se ho una statistica che è determinata da uno studio che mi fa vedere un andamento climatico che si ripete, significa che la natura è lei a determinare l'andamento, non siamo noi che creiamo il buco e dopo creiamo questo business di fonti alternative e quant'altro. Non voglio dire né sì né no, non sono uno che si prende questa responsabilità, ma siccome la diatriba in Parlamento europeo è nata fino all'inizio, che c'è chi ci crede e chi non ci crede, perché chi ci crede ha degli scienziati che dicono succede questo, e chi non ci crede ha altri scienziati che dicono no, è sbagliato perché noi non siamo d'accordo, rispondo in maniera che non so rispondere. Brava, brava, ecco. In certi argomenti il potere decisionale non so neanche io dov'è.
E questo è preoccupante, preoccupante. perché quello che sta succedendo adesso nessuno sa da dove si muove la macchinetta. Noi siamo in balia di correggi. Ci sono domande? C'è qualche curiosità? Qualcuno vuol chiedere qualcosa? Onorevole, lei è stato esaudente. Mamma mia, pensavo... La ringraziamo tanto, grazie del suo tempo che ci ha dato.